Alla fine sembra tutto così semplice, che problema c'è a fare push sul bottone rosso, scorrere e spegnere il telefonino? Per 10 giorni, senza eccezione. Se sei un ragazzo delle medie, se il cellulare è una tua appendice, è una parte del tuo stesso corpo. Beh, infatti non è semplice, ma è una sfida per gli studenti del comune di Vigonza, il ritorno dell'iniziativa a viva voce, che premierà con una gita tutti quegli studenti che reggeranno 10 giorni senza smartphone. 3 aziende locali pagheranno i costi e i ragazzi che vorranno partecipare, tra i 150 e i 200, consegneranno il proprio device al comune che lo custodirà, sperando che nessuno bari e che non abbiano il muletto, naturalmente. È una rinuncia molto grande per i nostri ragazzi, perché consideriamo che loro davvero con il cellulare fanno di tutto e di più, dal chattare per WhatsApp prioritariamente con gli amici, quindi compiti e quant'altro, ma soprattutto giocano tantissimo. Quindi per loro è una forte rinuncia, e lo scorso anno appunto hanno rinunciato un po' di più rispetto ai 10 giorni canonici, e molti, erano arrivati messaggi alla scuola, c'era proprio allarme tra i ragazzi: oddio, come faccio senza il cellulare? Quindi sì, è una grande rinuncia davvero. Sono l'affermazione di due obiettivi a carattere sicuramente pedagogico e formativo. Innanzitutto l'attesa, perché i ragazzi rinunciano per 10 giorni al cellulare, quindi non possono utilizzarlo, e secondo la fatica. Elementi questi che nel nostro tessuto quotidiano probabilmente si sono un po' smarriti e che invece fortificano sicuramente quello che è la formazione dei nostri ragazzi, rendendoli responsabili e soprattutto essendo responsabili e consapevoli della loro formazione. Certamente è nel novero delle possibilità che qualcuno abbandoni la sfida per varie ragioni e si riprenda al telefonino, nulla di grave, ma nessuno si nasconde che lo strumento abbia una fascinazione da incantesimo. Perché noi sappiamo benissimo che purtroppo ci sono anche delle dipendenze dall'uso del cellulare, quindi questo è un forte problema che la scuola oggi deve fronteggiare insieme a tutti, ai genitori, all'amministrazione, a tutti coloro che entrano in contatto con i nostri giovani per aiutarli a crescere. Quindi penso che dobbiamo lavorare tutti insieme per aiutarli in questa sfida in cui noi crediamo.